Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Amici dell'oroscopo, ben ritrovati, buongiorno a tutti, buon martedì. Io sono Maria, pronta ad accompagnarvi come sempre, anche oggi nelle novità del giorno. E allora andiamo un po' a capire come andrà questa giornata, come si delineano per noi le prossime ore, cosa ci aspetta. Partiamo subito con i nostri 12 segni. Ariete, come sempre voi i nostri primi in lista. Luna introspettiva oggi, misteriosa. Per fortuna arriva il bel trigono di fuoco del sole in Sagittario, sia un pieno energetico che vi risolleva un po'. Dopo un inizio settimana così un po' adagio, ecco, arriva la scossa di energia. Una questione relativa a un'eredità o alla spartizione di denaro in famiglia, ricordate, va gestita con cautela. Toro, oggi nessuno, e dico nessuno, oserà contraddirvi sotto il tiro della luna opposta al vostro scalpitante inquilino Urano che una ne fa, 100 ne pensa, un po' come voi. A rendervi più riflessivi e propensi alla meditazione invece ci pensa il sole che cambia segno e angolazione solo per voi, si fa per dire. Gemelli, anche per voi, protagonista il sole che scivola dalla sesta casa dove vi ha impegnati con il lavoro fino alla settima, quella che parla di affari, società e relazioni di coppia, quindi si entra in campo alquanto complicato, pronti a chiarire ogni malinteso con il partner che difficilmente riuscirà a resistere al vostro sorriso disarmante, sfoggiatelo al meglio. Cancro, siamo da voi, dall'amicizia all'amore il passo è breve, anzi brevissimo, ma se la luna in trigono promette delizie e meraviglie, Urano si diverte a scombinare i piani, c'è chi si diverte così, sì. Sentimenti sotto il tiro dell'imprevisto, tutto nel vostro cuore può cambiare alla velocità della luce, sappiate adattarvi o imporvi. Leone, ostile la luna ma amicone il sole, da oggi finalmente in trigono al vostro segno che libera una vitalità in stand-by ed emozioni inespresse, oggi praticamente rifiorite in autunno. Il fuoco della passione in più non può restare inattivo a lungo, almeno per voi. Input per i creativi, ad esempio una mostra che vi parla direttamente al cuore, lasciatevi catturare. Vergine, luna che vi sostiene in questa giornata, potreste quindi dedicare parte di questo martedì alle relazioni e agli affetti. Il lavoro, ricordiamolo, non è tutto, ci vuole anche un po' di cuore. Contrario invece il sole, da oggi in quadratura per voi, preparatevi quindi a un chiarimento irrinunciabile, il passato ritorna a farvi visita. Eccoci dai nostri Bilancia, il sole oggi passa in sestile entrando in Sagittario, segno ottimista, comunicativo e viaggiatore, quindi ben per voi, vi sentirete più aperti, allegri e desiderosi di novità, che ogni tanto non vi fa male. La luna in seconda casa troneggia sul fronte delle finanze e della buona cucina, ma occhio agli imprevisti, soprattutto per voi, che possono sempre capitare. Scorpione, diciamolo, la luna nel segno è una vera antenna ricetrasmittente di sensazioni. Urano le dà contro, ma non fa male. Al massimo vi farà innamorare così, tutto d'un fiato, un colpo di fulmine. Ultime ore utili per brindare alla vostra salute e al vostro compleanno. Poi il sole vi farà bye bye per passare al prossimo segno, dove ci tuffiamo anche noi. Amici del Sagittario, auguri a chi proprio oggi festeggia il compleanno, ma anche a tutti i nativi del segno che oggi accolgono l'ingresso del sole e ricevono una sferzata benefica, quindi un bene per tutti. Basta rimpiangere il passato, questo è quasi un ordine, basta rimuginare sui propri errori. È ora di cominciare a vivere il qui ed ora, vivete il presente. Capricorno, se un po' di conflittualità c'è, e secondo me da qualche parte si nasconde sempre, per voi si consuma tra il giro di amici che vi vorrebbero sempre con loro, ma anche il partner, mai sazio della vostra compagnia, chi non lo sarebbe? A voi l'arte di dividervi tra i vostri affetti senza scontentare nessuno, questa è una sfida un po' complicata, men che meno voi stessi, ricordatelo. Acquario, l'amico celeste per voi oggi è il sole che passa in sestile e di amici ne avete tanti, sia vicini sia lontani, ora che i social vi lasciano travalicare il tempo e lo spazio. Felici se trattate con l'estero oggi, avete interlocutori veramente in ogni parte del mondo e ne andate fieri e contenti perché la routine alla fine non fa per voi, vi piace muovervi in spazi lontani. Chiudiamo ancora con i nostri amici dei pesci. Il trigono della luna d'acqua vi rende particolarmente sensibili in questo martedì, ma anche estrosi e creativi. Se oggi seguirete l'intuito, non sbaglierete, quindi avete capito. Peccato però che il passaggio del sole in quadratura metta subito in luce qualcosa che non gira come dovrebbe. Dovete cercare di trovare l'inghippo. E tutto quindi per le novità del giorno, il nostro oroscopo si chiude qui, ma noi ritorniamo ancora domani mattina, vi aspettiamo. Una buona giornata a tutti, un buon martedì e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0